Queste sono le organizzazioni criminali mafiose, ma poi c'è il metodo mafioso. E prima di andare al metodo vorrei richiamarvi di studiare attentamente il 416 bis, per cancellare l'altra idea sbagliata che perché ci siano mafiosi bisogna che ci siano dei meridionali di mezzo. È sbagliato questo, perché noi nel nostro Veneto, come in altre regioni per esempio, abbiamo anche organizzazioni delinquenti tipo mafioso straniere, dove gli italiani sono a supporto, ma abbiamo nel Veronese per esempio esponenti di mafia nigeriana che gestiscono la tratta delle persone per finalità molto spesso di prostituzione. Quella cinese. Certo, quella cinese. Abbiamo organizzazioni dell'est europeo coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. Quindi vi invito a leggerlo molto attentamente, perché è quella roba lì la mafia. Chi si mette nelle condizioni e dice quel modo lì è mafioso. Maniero era un veneto, i suoi accoliti erano veneti, ma agivano in quel senso lì. E pensate all'accortezza di quei giudici veneti della metà degli anni 90 nel vedere lungo, eravamo a 12 anni dall'entrata in vigore del 416 bis, in quel caso. Chiudo sul metodo mafioso. Uno si immagina che i mafiosi la prima cosa che fanno è appunto sparare, minacciare, intimidire. La prima cosa che fanno è corrompere. Tutti si comprano, tutti hanno un prezzo. Soprattutto se io corrompo, chi è che spaventa? Nessuno. Se io corrompo un comandante di polizia municipale, un agente, un dirigente, chi è che se ne accorge? Cioè, non è che prima o poi magari salterà fuori, ma nella corruzione anche qui c'è una relazione permeata dall'omertà. Nessuno dei due parla, perché tutti e due abbiamo dei vantaggi reciproci. Io ti faccio dei favori, tu magari cambi un'idea degli altri, dei soldi, delle case, delle vacanze, perché è successo anche questo, no? Cioè, ci si vende anche per 30 denari, come si dice. Se non funziona la corruzione, comincio a chiamarti da una parte, ecco qui cosa è proprio documentato nel rapporto, e ti dico, guarda, forse non hai ben capito, forse adesso vuoi fare il bello, vuoi fare l'eroe, vuoi fare il cittadino modello, la cittadina modello, ma tu hai capito che devi fare quello che vogliamo noi. Perché se non fai quello che ti diciamo noi, magari ti bruciamo la casa, ti facciamo tutta una serie di cose per cui se la persona è tosta e resiste, si può arrivare all'omicidio. E guardate cosa scrivevano nel 94 la Commissione antimafia. Se si pensa che c'è ancora chi ritiene che il Veneto sia da inserire fra le isole felici, c'è da restare davvero sbalorditi. 94, ok? Quindi avevano audito procuratori, prefetti, comandanti di alcune città, di polizia municipale di alcune città, eccetera, eccetera, e questo era di più. E poi dicevano, per di più, se questi sono i fatti, perché emergeva il riciclaggio di denaro, emergeva l'usura, emergeva la corruzione, dice, per di più, se questi sono i fatti più evidenti e clamorosi, non bisogna dimenticare tutto il resto, non bisogna sentirsi autorizzati a essere tranquilli, perché come si legge, e chiamano in causa il procuratore generale di Venezia, ulteriori segnali fanno riferimento ad infiltrazioni mafiose nel territorio del Veneto non mancano e non si limitano solo ad aggressioni delinquenziali tipiche della criminalità violenta, ma si sostanziano anche in forme di infiltrazioni occulte, mediante riciclaggio ed operazioni anche molto importanti di inserimento nel mondo economico, come meglio si vedrà più avanti. Poi io vi ho messo il resto, non ve lo leggo, ma il tono è questo, che dire Veneto svegliati sostanzialmente, perché il problema ce l'hai. 24 anni dopo la Commissione antimafia ritorna in Veneto, ritorna a Verona, ritorna a Venezia e scrive questo. In realtà, fin dai primi anni 90, le mafie hanno scelto il Veneto per investire risorse per nascondere dei latitanti. La crisi economica ha poi fornito nuovo propellente alle attività illegali. Ma subito dopo scrive, in questi territori, i nostri, la lotta alle mafie non è stata per molti anni considerata una priorità. Strumenti che hanno prodotto risultati significativi in altre regioni del nord non sono stati utilizzati in maniera sistematica e intensa. Accessi ai cantieri, interdittive, ricognizione sulla presenza di pregiudicati e dei loro familiari per reati di mafia e relativi accertamenti, verifiche fiscali mirati alla verifica della provenienza dei patrimoni, controlli sui fallimenti e liquidazioni di imprese. Cioè, ma perché non si è guardato di più cosa succedeva nell'economia? Per esempio, perché non si è stati un po' più attenti
a quello che succedeva sui territori e senza magari considerare alcuni episodi in maniera singola non sono stati messi in maniera organica. A Verona è nato l'Osservatorio Civico per la Legalità, di cui il viso pubblico fa parte, quindi noi non facciamo il vostro mestiere, non vogliamo assolutamente farlo, ma prendiamo i giornali L'Arena, di Verona e Telearena e Telenuovo, perché sono... Ma è possibile che in un anno ci sono stati 73 incendi in questa provincia? E il comandante dei Vigili del Fuoco dice occhio perché la stragrande maggioranza è di origine dolosa. È possibile che in questa città bruciano in una notte una flotta di camion quando un mese prima erano bruciati? E la risposta è ma nessuno mai mi ha fatto niente di male. Cioè ci sono dei reati spia cosiddetti che se visti singolarmente lo vedi come l'incendio del capannone, l'incendio del camion. Ma avete visto il video di fanpage sul tema dei rifiuti, per esempio? I rifiuti è notorio da tempo che non fanno più la direttrice nord-sud, ma fanno anche sud-nord, est-ovest, ovest-est. E che per esempio in certi territori del nord dove ci sono attività estrattive di cave, poi le cave bisogna coprirle, può succedere che qualcuno ci butti dentro della porcheria anche lì dentro. Sapete che durante la costruzione della Transpolesana della Valdastico i lavori sono stati fermati perché sotto i manti stradali sono state buttate delle porcherie? Sapete che poi le porcherie finiscono nelle falde acquifere e le falde acquifere poi ci portano l'acqua a noi, quindi può succedere, come è successo purtroppo in altri territori, che si muore, di mafia si muore.